Qua si trova l'inizio di un sentiero che porta a Chiappa. Le donne di Chiappa venivano a questi trogoli, si vedete anche la fotografia, e alternandosi si lavavano i loro panni e poi li portavano a casa e li stendevano al sole sui prati. E c'è un detto su questi lavatoi, una frase che in genovese dice: sei 3G puessan parlà quanti ceti tu riesci contà. Cioè, se i trogoli, se i lavatoi potessero parlare, chissà quanti discorsi tra donne avrebbero da raccontare. Vedete? Questa è la fonte da dove arriva l'acqua e poi qua lavavano i loro panni. Ora proseguiamo da questa parte. Dunque, fatto questa, chiamiamola scalinata, si arriva sulla strada carabile. In cima alla scalinata, vedete, il sentiero che abbiamo fatto porta a Senarega. Ora cerchiamo l'altro pezzo che ci porta su ai casoni. Un po' più vegetto. Se mi siedo su una di queste panchine portano tutto in un museo poi. Qui siamo nel borgo di Chiappa. Dunque spieghiamo un attimino il nome di questo borgo. Chiappa, che in genovese si può dire ciappe, sono delle lastre con le quali venivano ricoperti i tetti delle case anticamente, e penso anche potessero essere usati per una pavimentazione di qualche pezzo del borgo. Una cosa importante, quando si trovano questi cancelli si passa e si richiudono, perché altrimenti gli animali scappano.
Ed eccoci arrivati alla cappelletta. Qui c'è il segnale con la sigla della FIE, la federazione. E qui c'è l'interno di una cappelletta 1907, una tappa per gli escursionisti. Qui siamo a Piancassina, questa è la chiesetta. Piera Val Brevenna. E ora vi faccio vedere una cosa pazzesca per questi posti. Guardate questo piazzalino, cosa c'è di auto? Queste logicamente sono le macchine di tutte le persone che sono venute a camminare e quasi tutte sono andate verso l'Antola. Qui c'è il sentiero che porta a Ravazzuoli, su quella collina, in una mezz'oretta ci si arriva e poi si prosegue in circa 2 ore, 1 ora e 3 quarti e si arriva al Monte Antola.